Sono davanti a Baissato, un locale storico di Padova, diciamo uno dei locali iconici per l'aperitivo padovano. Baissato, Pippo, è storicamente il locale degli aperitivi di Padova. È il locale di Padova, l'aperitivo di Padova, e adesso te ne faccio provare 3 che noi stiamo spingendo in Nuovi. particolar modo in questo periodo. Eccoci qua nella saletta al primo piano di Baissato Padova. Come potete vedere da qui su si vede praticamente tutta Padova, è un angolo bellissimo con una bella panoramica. Qui abbiamo una saletta che abbiamo sistemato e rimodernato e allestito in maniera molto elegante. Allora, noi stiamo proponendo 3 aperitivi in particolare, adesso vi faccio il primo, che è un americano in bianco. Usando un bitter e un vermouth bianco. E questo è il primo. Qui da noi si pranza molto bene e anche a cena, si fa un'ottima cena. Abbiamo uno chef che è con noi da un bel po' di tempo. E cosa puntiamo noi? Sulla qualità, senza ombra di dubbio, sul far star bene il cliente e su rendere la loro esperienza qui da noi unica, eccezionale. In questo periodo è di moda anche l'ugo, noi lo facciamo in un modo un po' più sfizioso. Per cui usando un liquore, non uno sciroppo, le folioline di menta e poi usiamo il Ferrari, per cui un metodo classico, non il classico prosecco. Questo è? L'ugo, che noi chiamiamo Yugo. Il terzo è il nostro cavallo di battaglia. Il resto non si può vedere, solo la fine lo vedrete. Eccolo qui, il nostro americano scomposto. Vermouth e bitter a fantasia del barman o di una vostra scelta. E da Baissato con il nostro aperitivo il nostro Buongiorno Mattina. Buongiorno!